Dulce de leche. Che ci facciamo? Ora vedrete. Dulce de leche chiama mate e quindi facciamo dei frollini al mate. Farina debole, burro, mandorle, zucchero a velo, uovo intero, un pizzico di sale e polvere di mate. E ovviamente dulce de leche. Faremo dei frollini alle mandorle profumati. Come? Partiamo da farina, zucchero a velo, mettiamo la farina di mandorle per renderla ancora più frolla, il sale non può mancare, sfariniamo bene tutto e in ultimo il burro. Prima ancora di creare la massa aggiungiamo il mate, aggiungete l'uovo, impastate veloce, mi raccomando lasciatela così, piuttosto grezza, la frolla così com'è, stendetela nella carta da forno, frigorifero, ci vediamo dopo. La frolla è pronta. Adesso ci aiutiamo con un foglio di carta, un bel silpat, un foglio di silicone e facciamo i nostri frollini. Non va aggiunta farina quando stendete le frolle. Mi raccomando, sottile quanto vi piace. Siccome noi i biscotti li faremo raddoppiati, faremo un po' più sottili. Facciamo proprio dei bei biscottoni come una volta. 28 formine, 14 li buchiamo. Oh, io riempio, poi questo è quello artigianale, biscottini pronti. Gli diamo una bella testura, sotto il silpat microforato e sopra ce ne mettiamo un altro. Forno a 160-165 gradi per circa 12-14 minuti. Sportelline del forno, se possibile, aperta per far uscire l'umidità. Componiamo i nostri biscotti. Ricordatevi, non c'è soltanto la Nutella. Questo è un prodotto magico perché è totalmente naturale. Latte, zucchero, vaniglia e tanta bontà. Signori, mate, dulce de leche, Argentina, manca solo Maradona. Ecco qua, ricopriamo. Secondo me così è come farebbe merenda Maradona. Fate i bravi.